La festa del Redentore rinnova anche quest'anno la sua tradizione di rito collettivo vissuto da acqua e da terra. Naturalmente il culmine dei festeggiamenti saranno i 40 minuti in cui 6.500 fuochi d'artificio illumineranno il bacino di San Marco dalle 23:30 di sabato 15 luglio. Ma le celebrazioni inizieranno alle 20 di venerdì con l'apertura del ponte votivo dalle Zattere alla Giudecca da parte del sindaco e del patriarca. Tanta voglia di divertirsi, di rispettare le tradizioni, di porgere un saluto ovviamente all'aspetto religioso e quindi visitare la chiesa del Redentore e dall'altra parte però festeggiare con i fuochi, con le tavolate, con le barche. Ecco, per tutto questo c'è una grande macchina organizzativa che è in campo ed invitiamo a cercare tutte le informazioni sul sito internet. Il sito da consultare è www.redentorevenezia.it. Replicando il sistema degli ultimi anni è infatti previsto il contingentamento del pubblico per garantire una distribuzione omogenea degli accessi nelle aree prossime allo spettacolo. Ci si potrà prenotare sia per i posti per gli ormeggi delle imbarcazioni, e qui vedete la consueta mappa che suddivide gli ormeggi per tipologia di imbarcazione, ma anche lungo le ride della Giudecca, delle Zattere e del bacino di San Marco, da Piazza San Marco fino all'Arsenale, ci si dovrà prenotare. Ogni sabato precedente la terza domenica di luglio il Redentore celebra la fine della peste che tra il 1575 e il 1577 provocò la morte di oltre un terzo della popolazione di Venezia. Come ex voto, il 4 settembre del 1576 il Senato della Serenissima scelse di erigere una chiesa a nome del Cristo Redentore. Il 20 luglio del 1557, per festeggiare la fine della peste, fu costruito per la prima volta un ponte di barche e per permettere ai veneziani appunto di raggiungere in processione il luogo in cui stava sorgendo la nuova basilica alla Giudecca, la Basilica del Redentore. E da quel giorno la promessa fatta non si è mai interrotta.